Vivere il Vangelo è di per sé una testimonianza e può cambiare il cuore. Lo ha sottolineato il vescovo Alberto Tanasini celebrando la messa alla SEAC Sub di San Colombano. Descrivendo alcune delle vicende raccontate negli Atti degli Apostoli, il pastore della diocesi ha sottolineato come l'onestà di Paolo e Barnaba, che non sfuggono ai loro carcerieri, sebbene le circostanze li mettano in condizione di farlo, diventi fonte di conversione per chi è testimone della loro condotta. È il miracolo dell'onestà, ha osservato Monsignor Tanasini, un evento che appare raro soprattutto oggi. Un gesto che muove il cuore di quell'uomo, il carceriere, e lo porta alla fede. E questo è segno, è richiesto dal Vangelo. Paolo e Barnaba fanno questo gesto proprio perché sono fedeli al Vangelo. La fedeltà al Vangelo diventa anche possibilità per uno sguardo diverso sull'esperienza più dolorosa della vita, quella del distacco. Il vescovo ne ha parlato in riferimento al brano evangelico proposto dalla liturgia del giorno. Di fronte ai distacchi, ha osservato il pastore della diocesi, il nostro sentimento si ferma alla perdita e non alimenta più la domanda sul dopo, sull'eternità e sulla fine dell'esistenza terrena. Non abbiamo paura di parlare dell'eternità. Il Signore ci ha squarciato il buio, il velo del cielo. Questa è la chiamata ultima, forte, decisiva della nostra vita. È vero, noi possiamo anche rinunciarci, ma in questo modo rischiamo di fallire tutto. Non è un'illusione quella che l'annuncio del Vangelo ci propone. Io con voi qui riaffermo la risposta a dove vai è la risposta dell'eternità.